12 morti in poche ore, contagi a raffica, il Covid attacca la provincia di Avellino dove sale a 69 il numero delle vittime del coronavirus da inizio luglio e il numero dei positivi supera quota 5.000. Al Frangipane le ultime 3 morti, si tratta di una 77enne di Fontanarosa, di una 66enne di Sturno, di una 76enne di Pozzuoli. Intanto sono 124 i contagi segnalati dall'ASL nelle ultime 24 ore, 18 i casi nella sola città di Avellino, dove si contano 718 positivi al Covid da inizio luglio. Avella di casi ne ha 286, poi Montoro 251 e Mirabella 192. Proprio Avellino intanto resta da settimane comune capofila per numero di infezioni, mentre procede a tappeto la campagna di screening a Campogenova del comune d'intesa con l'ordine dei medici. Con i nostri tamponi rapidi fino ad oggi non abbiamo riscontrato positività. Ovviamente noi stiamo screenando i gruppi operativi, i vigili, i dipendenti del comune, l'ACS, e nei prossimi giorni abbiamo, insieme ai medici di famiglia con cui noi stiamo collaborando, coadiuviamo l'ASL nel fare quell'altra fetta di popolazione che resterebbe scoperta. Ovviamente nel momento in cui troviamo un positivo abbiamo creato già la catena immediata, il ticket immediato per fare subito il molecolare, in modo che viene attenzionato poi dall'ASL